benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. In migliaia a Gela e grande commozione ai funerali del piccolo Loris, morto dopo essere stato travolto a gennaio mentre andava in bici. Dopo il ricovero in ospedale era stato dimesso. Ora ci sono 17 indagati tra medici e operatori sanitari. Per fronteggiare il numero insufficiente di medici e infermieri sono necessari, dopo i tagli del passato, piani regionali straordinari con nuovi investimenti. È l'appello del GIMBE, gruppo di medicina basato sulle evidenze. Ancora morti sul lavoro a Polis Generosa, nel Palermitano, ha perso la vita un artigiano di 49 anni caduto dalle scale. Qualche giorno fa a Palermo era morto un antennista. Catania, un'argilla vecchietta non cade nel tranello e fa arrestare 2 truffatori. Fallisce la trovata della telefonata del finto poliziotto per spillare denaro. L'Etna torna a sbuffare, ma le esplosioni dei crateri in cima sono parzialmente coperte dalle nubi e ci si mette pure la sabbia del deserto africano sparsa dal vento su gran parte della Sicilia. Indifferente ai capricci del tempo, il gelato artigianale celebra con successo la sua giornata europea e quanto a semifreddi, coni e spumoni, la Sicilia non conosce crisi. Fatturati in costante aumento. Al Teatro Garibaldi di Modica suona l'Orchestra Sinfonica del Massimo Bellini di Catania. Sul palco la grande tradizione musicale europea. Calcio, pari e rimpianti per il Catania che al Massimino gioca a viso aperto contro il Crotone e si riconcilia con la tifoseria. Vince e torna a sperare il Messina, mentre in casa Trapani regna la confusione. Bentrovati. Gela si è fermata per l'ultimo saluto a Loris, il bambino di 9 anni morto dopo un incidente stradale. Dopo il ricovero in ospedale era stato dimesso. Ora la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per 17 medici e operatori sanitari. Gerry Italia. Gela ieri ha smesso di respirare. Le strade del quartiere Sette Farine, dove Loris sfrecciava in bicicletta, lo hanno visto passare per l'ultima volta dentro un feretro bianco, troppo piccolo per contenere un dolore così grande. Migliaia di persone in silenzio hanno accompagnato il suo ultimo viaggio, che si è fermato davanti alla scuola Don Bosco, dove i cancelli si sono aperti come ogni mattina, quasi a volerlo trattenere ancora un po'. Poi l'ingresso nella chiesa di San Sebastiano, piena fino all'inverosimile, in prima fila i genitori, distrutti da settimane di sofferenze e speranze spezzate. Accanto alla bara, la maglia numero 7 della Juve e i compagni della scuola calcio con uno striscione d'addio. Le parole di Don Daniele Centorbi sono un monito che pesa su tutti. Oggi, Loris, dobbiamo chiederti scusa se come adulti non siamo riusciti a proteggerti e a darti un mondo più sicuro. Poi il momento più toccante, la dirigente scolastica dell'Istituto Don Bosco, Rosalba Marchigiana, prende la parola. La voce trema quando legge la sua ultima pagella. In coda alla pagella c'è scritto "Ammesso alla classe successiva". Sarà in classe del bello. Ciao. Un silenzio irreale e poi le lacrime, ma oltre al dolore restano le domande. La procura di Gela indaga sull'incidente, mentre quella di Palermo ha aperto un fascicolo su 17 medici e operatori sanitari. Loris, dopo il ricovero in ospedale, sembrava migliorare. Poi le dimissioni, il peggioramento improvviso e il decesso a Palermo. Adesso un perito dovrà stabilire se un errore medico possa aver aggravato la sua condizione o se la sua morte sia stata una conseguenza inevitabile del trauma. Fuori dalla chiesa, intanto, il rombo della minicross del fratello gemello prova a coprire le lacrime. Poi un applauso, i fumogeni degli ultras del Gela e centinaia di palloncini bianchi che salgono in cielo, portando via con sé il nome di Loris. Ma sulla sua morte la verità è ancora tutta da scrivere. I guai della sanità di oggi, prima di tutto i pochi medici e infermieri, derivano dai tagli che sono stati decisi dai piani di risanamento dei bilanci degli anni passati. Occorrono nuovi progetti regionali e fondi, investimenti, anche nella nostra regione. L'appello è della Fondazione Gimbe a Buongiorno Sicilia. Questi piani di rientro, che si chiamano in realtà piani di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari regionali,
sono serviti a mettere a posto i conti, ma non hanno permesso di rilanciare i servizi, anche perché nel frattempo sono arrivati grandi tagli alla sanità. Quindi oggi in vera sostanza il vero problema qual è? Che tutta la sanità del Mezzogiorno di fatto è rimasta, non solo è rimasta indietro rispetto alle regioni del nord, ma il gap si continua ad allargare continuamente, aumenta la mobilità sanitaria, peggiora la qualità dei servizi, quindi qua ci vuole un vero e proprio piano straordinario per la sanità del Mezzogiorno, ma non un dato per tutti, voglio dire, il personale infermieristico è molto meno presente nelle regioni, in tutte le regioni del sud, quelle che stanno in piano di rientro, che nelle regioni del nord. È chiaro che oggi con tutti questi anziani e con pochi infermieri si fa molta fatica a garantire la qualità dell'assistenza sia in ospedale sia anche sul territorio. I cittadini dal punto di vista della protezione della sanità pubblica, cioè da questo paracadute che li proteggeva un po' da tutti i problemi di salute, sta cominciando a venire meno. Bisogna rafforzare e rilanciare la sanità pubblica, dove questi episodi di violenza non rappresentano fenomeni isolati, ma sono una spia molto più evidente di quelli che sono proprio questi segni di ridotta coesione sociale. Ancora morti sul lavoro a Polizia Generosa nel Palermitano. Ha perso la vita dopo una caduta dalle scale un artigiano di 49 anni. Qualche giorno fa era morto un antennista a Palermo. Marco Cullà. Si continua a morire mentre si è al lavoro. 2 gravi incidenti a Palermo nel giro di una settimana dopo il caso in città dell'antennista Salvatore Aurilio precipitato da un tetto e dichiarato in stato di morte cerebrale. Un'altra tragedia si è verificata a Polizia Generosa, dove ha perso la vita Gandolfo Cascio, 49 anni, artigiano esperto nella lavorazione del ferro, deceduto all'ospedale civico dopo una rovinosa caduta da una scala mentre lavorava in un garage all'ingresso del paese. L'uomo ha perso l'equilibrio volando a terra per causa ancora da accertare. L'ipotesi è che sia stato colto da un malore improvviso. Nonostante le stragi e i ripetuti morti che continuamente ci sono nella nostra provincia e di tutti i settori, la politica resta sorda, la politica regionale e la politica nazionale. Tutto questo legato ad appalti senza nessuna logica, al massimo ribasso, che poi vengono scaricati sui lavoratori. È stato colto da malore mentre era in console anche un DJ palermitano. L'uomo ieri sera stava animando una serata danzante a Carini, poi il malore e il decesso. Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania, sul posto presenti le forze di polizia e anche l'elisoccorso del 118. A causa di un tamponamento tra 2 auto, al momento è chiusa la carreggiata in direzione Catania. Restiamo a Catania, un'arzilla vecchietta non cade nel tranello e fa arrestare 2 truffatori. Fallisce la trovata della telefonata del finto poliziotto per spillare denaro. Tonino De Mana. L'intuito è la lucidità di un'anziana contro la sfrontatezza di 2 truffatori. Ha avuto la meglio l'arzilla vecchietta che, fiutata il pericolo, ha fatto arrestare 2 giovani, un 21enne di Catania ed un 24enne di Ragusa. Solito l'escamotage, ovvero la tecnica della telefonata che annuncia l'inesistente imminente arresto del figlio perché coinvolto in un incidente in cui sarebbe morta una donna incinta, evitabile consegnando ad un emissario in arrivo gioielli e preziosi. Diverso e a lieto fine l'epilogo con l'anziana che mette in pratica suggerimenti e consigli appresi dalle campagne di informazione per evitare di essere raggirata. Così, mentre era ancora al telefono con il fantomatico comandante della polizia, la vecchietta manda un messaggio alla figlia chiedendole di avvertire le forze dell'ordine. Immediato l'intervento della polizia, quella vera, che raggiunge l'abitazione della vecchietta nel quartiere di Picanello, intercettando il 26enne mentre stava suonando al campanello per recuperare quanto pattuito telefonicamente. Stessa sorte è toccata al complice che al posto della borsa con i preziosi si è ritrovato con le manette della polizia. Ai 2 truffatori è stato contestato anche il reato di tentata estorsione. Le indagini hanno permesso di accertare la presenza di una vera e propria organizzazione con corrieri che vengono attivati tramite SMS pronti a riscuotere denari preziosi nelle case delle vittime in cambio del 25% del valore del ricavato. Nella fattispecie, grazie all'arzilla vecchietta, nessun ricavato, ma viaggia a bordo di una volante della Polizia di Stato. Importante che si sia scoperto che c'è una vera e propria organizzazione, forse ce ne saranno ancora altre, che manda gli emissari per promuovere queste truffe agli anziani. Importante che sia stata scoperta. Adesso andiamo a Messina, dove dopo la fine di una relazione sentimentale un egiziano ha cominciato a tempestare la ex di telefonate, poi l'ha aggredita, purtroppo violentata e costretta a continuare a vivere con lui tra minacce e altre violenze. La polizia
polizia lo ha arrestato. A Trapani un giro di false fatturazioni per inesistenti vendite di pesce per ottenere i rimborsi previsti a suo tempo dall'emergenza Covid. I finanzieri hanno sequestrato beni per 1.700.000 euro a 5 persone e 3 società che simulavano compravendita di pesce appunto fra 2 aziende, una di Mazara del Vallo, l'altra di Anzio, vicino a Roma, non più operativa e intestata a un prestanome. I cani vanno sempre addestrati. Parla l'esperto sul dramma di Irina Licari, trovata morta, sbranata dal suo cane o da randagi in provincia di Trapani. Sulla vicenda indagano gli investigatori che hanno disposto l'autopsia della salma. Desiree Ferlito. Irina Licari, uccisa dal suo cane o da un branco di randaggi. Queste le ipotesi vagliate al momento dagli inquirenti che indagano sul caso. L'autopsia disposta nei prossimi giorni servirà a chiarire alcuni aspetti di questa vicenda. I familiari della vittima sembrano propendere per l'attacco di uno o più randaggi che si vedono spesso circolare nella zona dove è avvenuto il fatto. Non è possibile sia stato lui. Ma come può un cane di famiglia diventare all'improvviso un temibile predatore? Un cane equilibrato tecnicamente non dovrebbe mai arrivare ad avere degli atteggiamenti simili a questo punto. Si dovrebbe al solito lavorare in prevenzione, dove a 4 mesi faccio magari una consulenza con un professionista per conoscere effettivamente il carattere del mio cane. Siamo a Petrosino, in provincia di Trapani. La donna di 62 anni si reca nel garage della sua abitazione alle 19:30 per portare da mangiare al meticcio, come era solita fare. Verrà trovata dal marito riversa a terra in una pozza di sangue. Vicino la ciotola piena dell'animale, ancora legato. C'è da chiedersi come mai il cane era legato, se comunque dava delle problematiche appunto per cui era in questa situazione. Poi naturalmente un classico gesto dove io mi presento con del cibo e mi abbasso di scatto magari davanti agli occhi del cane. Se il cane non ha molta fiducia o relazione con quella persona, può fare scattare appunto magari un conflitto sul cibo stesso. Rimane aperta anche la pista di un'aggressione ad opera di randaggi. Possibile che Irina si sia imbattuta improvvisamente in un branco e non abbia avuto il tempo di difendersi. Catania, uno spacciatore prendeva le ordinazioni in piazza Iolanda e poi prelevava a casa la droga. È un sudamericano che è stato arrestato dai carabinieri nel suo appartamento, eccolo qua, in via Umberto. Gli investigatori hanno trovato cocaina e marijuana per un valore di 15.000 euro. Sempre a Catania, la polizia ha arrestato un ventenne che spacciava crack, ma anche marijuana, nascondendoli nel vano del contatore del gas di un edificio nel quartiere di San Giorgio. Ancora a Catania, da mesi un detenuto fa la spola fra l'ospedale e il carcere, dove riesce a respirare solo con la bombola d'ossigeno. L'unico penitenziario che potrebbe ospitarlo in queste condizioni è a Messina, ma non ha dato finora risposte. Adelaide Barbagallo. Dal carcere al reparto detenuti del Cannizzaro e poi di nuovo in cella a Piazza Lanza, quindi ancora una volta in ospedale, sempre con la sua bombola di ossigeno. Una spola che va avanti da mesi, quella di Luciano Francesco Iannuzzi, la cui storia viene raccontata dal quotidiano La Sicilia con un articolo firmato da Laura Di Stefano. Il 57enne sta scontando una condanna per droga per fatti commessi nel 2012. È ritenuto responsabile di far parte di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Il mese scorso è arrivata la sentenza definitiva e la Procura Generale ha emesso l'ordine di carcerazione, nonostante il suo difensore, l'avvocato Barbara Ronzivalle, ne avesse chiesto la sospensione per gravi motivi di salute. Ciò che ci rammarica in questa vicenda è soprattutto la circostanza che il magistrato di sorveglianza, a seguito di una consulenza medica allegata all'istanza di differimento della pena, non abbia sentito la necessità di nominare un consulente d'ufficio che potesse in qualche modo confermare quello che la consulenza medica di parte di ben 114 pagine aveva appunto affermato, cioè l'assoluta incompatibilità del mio assistito con il regime carcerario. Il 9 aprile una nuova udienza.
L'Etna adesso un'intensa attività esplosiva è in corso nei crateri sommitali. La nuova fase eruttiva del vulcano non è esattamente osservabile per le condizioni meteo, soprattutto la presenza di nubi che lo oscurano, ma emerge naturalmente dagli strumenti di controllo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Secondo gli studiosi, un'eventuale nube eruttiva, che non c'è ancora, si disperderebbe in direzione nord-est verso Messina e la Calabria. Intanto la Sicilia fa i conti con la sabbia del Sahara, che in queste ore cade su buona parte dell'isola. La settimana sarà all'insegna dell'instabilità, con qualche pioggia e ancora altra sabbia, per la gioia, diciamolo pure, dei lavaggisti di auto. Francesco Aloi. In scooter sfidate la sabbia del deserto. Non è un problema, solamente un po' di sabbia, un colpo di pompa si toglie tutto. Alzi la mano chi ha l'auto pulita. Forse nessuno, perché in questi giorni la Sicilia fa concorrenza al deserto. La sabbia del Sahara infatti sta ricadendo in gran parte dell'isola e lo si vede anche da qui. Sì, me l'aspettavo perché è troppa differenza climatica e quindi mi aspettavo un tempo del genere. È antipatica perché magari il clima non ti fa stare tanto bene, la vista non è, diciamo, delle migliori, però dobbiamo conviverci, non ci possiamo fare niente. E c'è chi vorrebbe creare la giornata mondiale del lavagista, che dovrebbe coincidere proprio con giorni come questi. Per qualcuno è la loro festa. È come se cade una manna dal cielo, del resto noi con la nostra attività siamo dipendenti dal meteo, quindi quando ci sono le brutte giornate non si lavora e cerchiamo di fare incassi e di recuperare quando arriva questa terra dall'Africa. Secondo gli esperti la settimana appena iniziata potrebbe essere all'insegna della pioggia, meteo instabile ma temperature massime che si aggirano attorno ai 20 gradi, soprattutto nella fascia orientale dell'isola. Lo vediamo dalle nubi, l'aria sovrascorre le coste del Nord Africa portando pertanto aria di origine desertica. E quando tornerà il sole splendente, tutti pronti per la corsa dal lavagista, perché l'attesa potrebbe essere più lunga di quella alla posta. Ha ragione. Comunque, sabbia o vento, oggi è la giornata europea del gelato, un alimento amato dai bambini ma anche dagli adulti ed è un settore che non conosce crisi, con fatturati sempre in aumento, anche in Sicilia. Luca Ciliberti. E voi vendete gelato tutto l'anno? Sì. E lo richiedono tutti tutto l'anno? Sì, assolutamente. Oggi si celebra la giornata europea del gelato, amato da grandi e piccini, consumato tutto l'anno per i nutrizionisti, sostituisce in alcuni casi anche un pasto. Ce n'è uno per tutti i gusti. Eravamo venute per questo, Giardui e gli altri gelati, meno male. E invece ha preso? Ricotta e figli. Pistachio. Il gusto più richiesto è il pistacchio di Bronte, soprattutto dai turisti che, essendo che vengono qui per il pistacchio, chiedono qualcosa di tradizionale e tipico della Sicilia e quindi noi consigliamo sempre il pistacchio. Un mercato, quello del gelato artigianale, sempre in crescita, che ha registrato in Italia un fatturato quasi pari a 3 miliardi di euro nel 2024, con una crescita compresa tra lo 0,5% e l'1% rispetto al 2023, mantenendo stabile il numero di oltre 9.300 gelaterie integrate da 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar, per un totale di oltre 39.000 punti vendita. L'Italia è leader nel mercato europeo. Abbiamo mangiato la brioche col gelato. Che gusto? Pistacchio e babà. Minchia. Il Sud Italia traina le vendite, la Sicilia tra le regioni che ne consuma di più. La media nazionale è di 2 kg per ogni abitante. Con un coppetta il costo di porzione piccola si attesta intorno ai 2,70 euro, con picchi che possono arrivare anche a 5 euro nelle città turistiche. Appena finisce il telegiornale prendetevi il vostro gelato, però intanto rimanete con noi. A Modica, al Teatro Garibaldi, suona l'Orchestra Sinfonica del Massimo Bellini di Catania. L'imperatore dei concerti arriva sul palco modicano portando con sé la grande tradizione musicale europea. Veronica Barbarino. Grande musica al Teatro Garibaldi di Modica. L'orchestra del Bellini di Catania, diretta dal maestro Riccardo Bisatti, insieme al pianista Giovanni Bertolazzi, ha incantato il pubblico con la potenza delle musiche di Beethoven e Mendelssohn.
Dopo 2 spettacoli andati sold out a Catania, l'imperatore dei concerti arriva sul palco modicano all'interno della stagione promossa dalla Fondazione, con cui il Teatro Etneo collabora da tempo. Una collaborazione ormai quasi decennale, devo dire, perché cominciata al tempo in cui il maestro Giovanni Cultrera fu direttore artistico insieme a me sovrintendente. Da allora ovviamente Giovanni è volato sul tetto del Teatro Massimo Bellini, ma la collaborazione è rimasta anzi più forte. Teatro Massimo Bellini impegnato nella operazione di decentramento, ancora una volta una tappa a Modica. Grande entusiasmo anche perché le masse orchestrali e le masse del coro, i nostri tecnici sono ben felici di essere presenti in un teatro come questo. Un maestoso concerto in equilibrio tra solista e orchestra, un viaggio nella tradizione musicale europea per una serata di altissimo prestigio, a riconferma di una sinergia che amplia l'offerta culturale nel sud-est siciliano. Complimenti ai maestri musicisti e alla sovrintendente Cultrera. Dopo questo TG, nuova puntata di Faccia a Faccia. Ospite di Roberta Lunghi saranno lo psichiatra e scrittore Paolo Crepè, Claudia Lombardo, scusate, che è una giovane autrice di un libro sul tema dell'anoressia, importantissimo, e il professor Rosario Perrotta, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia plastica dell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'appuntamento con Faccia a Faccia alle 14 su questa rete. Facciamo la pausa, adesso tra poco il calcio, il Catania che non va oltre lo 0-0 nello scontro con il Crotone e poi vittoria nella disperazione del Messina. Vi aspettiamo. Eccoci al calcio, pari e rimpianti per il Catania che gioca a viso aperto contro il Crotone e recrimina per un palo e per un discutibile episodio arbitrale. Ritrovato comunque il feeling con la tifoseria. Tonino De Mana. È mancata la vittoria, non la prestazione, tanto che alla fine dagli spalti sono arrivati anche gli applausi, segno evidente di un feeling ritrovato con la tifoseria. Al Massimino Catania e Crotone si dividono la posta e lo 0-0 finale sta addirittura stretto agli etnei che recriminano per un palo e la mancata concessione di un rigore. Un pizzico di delusione c'è per aver avuto la possibilità di accorciare le distanze proprio dai calabresi, ma il pareggio va preso anche con moderata fiducia, considerato che allunga la striscia positiva ed è arrivato contro una delle squadre più in forma del campionato. Come anticipato da noi e la vigilia, mister Toscano punta sugli stessi 11 vittoriosi nel derby con il Messina. L'unica eccezione è De Paoli al posto di Montalto, annunciata in formazione e poi fermato nel prepartita per un fastidioso dolore alla schiena. Match equilibrato, ma è il Catania a sfiorare più volte il vantaggio con D'Alterio che salva su Gherardi e quindi su Di Gennaro e Quaini. Alla mezz'ora il Catania protesta per un presunto tocco di mano in area scaturito da un tiro di Gimenez, poi la conclusione di Lunetta che D'Alterio devia sul palo. Prima dell'intervallo l'occasione migliore per il Crotone con la rovesciata di Murano che si spegne al lato. Nella ripresa Toscano cambia qualche pedina, ma l'attacco punge poco, forse per mancanza di rifornimenti, e il Crotone si fa più intraprendente. Finisce 0-0 tra gli applausi degli oltre 15.000 presenti. Mister Toscano gradisce. Dal punto di vista della prestazione sono contento perché la squadra ha fatto la partita che doveva fare, cercando di farsi trascinare dal pubblico che oggi ringrazio, che ci è stato vicino e ci ha sostenuto. E domenica c'è il derby con il Trapani. E ora appunto la situazione in casa Trapani e Messina. Le due siciliane sono alle prese con crisi diverse. I giallorossi, dopo la vittoria di Giuliano, rilanciano le speranze salvezza. A Trapani invece è scontro tra il presidente Antonini e il tecnico Torrente, Francesco Triolo. C'è chi vive di speranze e chi oggi è in confusione. Il momento di Messina e Trapani non è dei più semplici, ma per motivi diversi. Prendiamo i giallorossi, ultimi in classifica, con una situazione societaria al limite, ma dopo la vittoria di Giuliano almeno si respira più fiducia, più speranza, per una prestazione di grande carattere e senso di appartenenza, per il distacco dalla Casertana, che si è ridotta a 6 punti. In questo momento il play-out si disputerebbe, ma c'è ancora un finale di campionato, tutto da scrivere, soprattutto
fuori dal campo. Ci siamo avvicinati e noi continuiamo in questo modo. Ora siamo vicini a delle scadenze e le istituzioni, il sindaco devono accelerare questa roba qua, perché questa è una squadra di una città importantissima. Con tutto il rispetto per le altre squadre che ci sono nei tornei, questa è una squadra di una città importantissima, con una storia importantissima e con dei tifosi incredibili, quasi commoventi per quello che fanno in casa e fuori casa. E quindi le nostre istituzioni e la nostra città ci deve prestare molta attenzione. E i ragazzi lo fanno tutti i giorni sul campo. La partita di sabato contro l'Altamura diventa quindi decisiva per alimentare la speranza. La confusione invece è in casa Trapani, dove volano gli stracci dopo la sconfitta di Cava dei Tirreni, la quinta consecutiva. Il presidente Antonini ha sputato fuoco attraverso i social contro squadra, di occhi in particolare per l'espulsione, e soprattutto contro l'allenatore Vincenzo Torrente, invitandolo a dimettersi. Pronto il quinto allenatore della stagione, Di Gaetano o il ritorno di Aronica? Trapani lontano dalla zona a rischio, ma stagione considerata certamente fallimentare rispetto alle ambizioni estive. Noi ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.